Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV e benvenuti a una nuova edizione di TG Daily, la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano digitale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi, ci sono anche il canale Telegram e il canale WhatsApp. Il titolo: multe Verona seconda in Veneto. A Verona nel 2025 sanzioni per 95 euro pro capite, Padova prima per distacco con 125, in termini assoluti 24 milioni di euro che saranno in buona parte spesi per la sicurezza stradale. Vediamo sul sito dailyverona.it. Comune di Verona nel 2025 ha incassato dalle sanzioni per violazioni del codice della strada 95 euro pro capite. Si tratta del secondo valore fra i capoluoghi di provincia del Veneto, dopo Padova che arriva a ben 125 euro. I dati sono dell'analisi realizzata da Facile.it su dati del SIOPE, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. In termini assoluti Verona è comunque seconda, sempre dopo Padova, con 24 milioni e 300 mila euro contro i 25, quasi 26 milioni della città del Santo. Seguono Venezia, che per ovvi motivi di strade ne ha meno delle altre città, e poi Treviso e Vicenza molto staccate, e ancora di più ovviamente Rovigo e Belluno, che sono città con una popolazione e un traffico molto minori. Nel 2025 gli incassi complessivi dichiarati dai soli capoluoghi di provincia veneti hanno sfiorato gli 82 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto al 2024 e addirittura del 22% rispetto al 2022, ma all'epoca c'era la pandemia da Covid. I proventi dalle sanzioni stradali devono essere utilizzati in buona parte per legge per la sicurezza sulle strade, con azioni di manutenzione, adeguamento segnaletica, miglioramento delle infrastrutture stradali, acquisto di mezzi e attrezzature per la polizia locale. Per quanto riguarda le sanzioni derivanti dal controllo della velocità, la normativa impone che le risorse vengano usate per mettere in sicurezza strade, barriere e impianti, oltre che per rafforzare attività di controllo e accertamento delle violazioni in toto, appunto. Trovate poi sempre ogni settimana sui nostri canali le notizie con l'elenco delle vie che saranno controllate di più con autovelox e telelaser che la polizia locale di Verona rende sempre note. Verso la fine del cantiere di Veronetta, nuova viabilità a settembre. Il sindaco Tommasi, la vice sindaca Bissoli e l'assessore Ferrari ieri sera hanno risposto alle domande dei cittadini nell'assemblea sulla fine dei cantieri e sul futuro di Veronetta. Entro fine anno la nuova viabilità con l'arrivo del filobus. Vediamo il servizio. Circa 150 persone questo mercoledì sera hanno partecipato all'assemblea pubblica qui al Silos di Ponente del Polo Santa Marta, organizzata dal Comune di Verona per fare il punto sugli ultimi mesi del maxi cantiere di Veronetta iniziato a marzo 2025. L'amministrazione comunale ha scelto proprio un nostro vecchio video per aprire l'assemblea, il quartiere allagato, che dovrebbe diventare solo un brutto ricordo, in quanto con il cantiere per la filovia sono stati rifatti tutti i vecchi sottoservizi, acquedotto, condotte fognarie, acque meteoriche e linee elettriche. Un lavoro che ha causato disagi e impegnato diversi enti, oltre al Comune, AMT3, Acque Veronesi e Vuretti. Presente all'assemblea anche il sindaco Damiano Tommasi. Mi è piaciuto molto il tema di aver lavorato in squadra, in team con le altre aziende che appunto hanno approfittato di questo grande cantiere per la filovia per aggiornare, ammodernare quelle che da troppo tempo erano le infrastrutture non aggiornate, non adeguate, e sappiamo quanti problemi anche di criticità e di emergenze ha creato questa situazione, soprattutto sulla via 20 settembre appunto, e abbiamo approfittato di questo e credo che sia un metodo che sicuramente può funzionare. Sappiamo quanto ci hanno messo i cittadini e le cittadine in questi mesi di pazienza, di cambio programma, di cambio abitudini, e questo ovviamente fa parte di quello che è costruire la città che vogliamo.
I lavori sui sottoservizi sono conclusi, ora mancano le asfaltature definitive e i marciapiedi. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, l'assessore Tommaso Ferrari ha fatto un riassunto per i cittadini di cosa è stato fatto e cosa manca. Crediamo sia importante continuare a confrontarci anche per il futuro, perché il cantiere prima o poi finisce, ma il futuro di Veronetta è da costruire assieme, quindi vogliamo continuare questo percorso di condivisione. Prossime settimane prossimi mesi magari riaprono una e poi l'altra corsia. Quando ci sarà la conformazione finale della viabilità nel quartiere? Ma noi sappiamo che ci sono diversi step, appunto prima l'apertura a senso unico verso Portavescovo, poi la riasfaltatura finale da Portavescovo verso Pontenavi. Diciamo che con settembre, quando ritornerà il trasporto pubblico locale, vedremo la conformazione finale della via, all'inizio con gli autobus di linea urbani, dopo quando arriverà la filovia con la filovia. I bus extraurbani continueranno invece a circolare su via Torbido, visti i buoni tempi di percorrenza e anche per sgravare via 20 settembre da una parte del traffico. Incendio a Verona Mercato, ipotesi gesto volontario. Le fiamme nella notte fra martedì e mercoledì hanno distrutto 6 furgoni di una ditta di trasporto ortofrutta. L'ipotesi del dolo sembra essere quella più accreditata. Colpiti i furgoni della ditta Carlini, che si occupa appunto di trasporto ortofrutta, 6 mezzi distrutti, sul posto vigili del fuoco e la polizia per accertare le cause. Proseguiamo con le notizie. Donation Day, Veneto primo in Italia per donatori. Verona registra un aumento di donazioni e trapianti di organi. Il Veneto è primo in Italia per donatori con risultati record per cuore, rene e fegato all'azienda ospedaliera. Filovia e parcheggi scambiatori, torniamo sul tema. Ferrari in futuro saranno anche sopraelevati. Ieri, durante il punto stampa della chiusura del Vinitaly per quanto riguarda la viabilità, l'assessore Ferrari, sentiamolo di nuovo, ha parlato di come sarà anche la viabilità del futuro, il prossimo, un primo Vinitaly con la filovia, almeno in parte. Sentiamo Ferrari. Il prossimo Vinitaly ci auguriamo sia il primo Vinitaly con la filovia. Noi entro l'anno contiamo di attivare la linea ibrida cosiddetta, quindi genovese stazione stadio, quindi il collegamento con i 2 parcheggi scambiatori, quindi ci contiamo che ci sia la filovia. I parcheggi scambiatori adesso hanno questa capienza, partiranno anche a breve i cantieri per i parcheggi scambiatori Cadicozzi e anche Verona Est. Sono stati concepiti chiaramente al tempo, quando la filovia aveva una prospettiva. Ora che la città è cambiata, crediamo che nel futuro servirà sicuramente pensare a un loro ampliamento, non tanto in un allargamento quanto in una elevazione in superficie. Questo ovviamente è da venire, non ci sono progettualità adesso in corso, siamo ovviamente impegnati a far partire la filovia e a concludere le tante lavorazioni che ci sono in corso e che comprendiamo creino molto disagio ai cittadini e cittadine. È anche vero che sono lavorazioni che forse dovevamo finire parecchi anni fa, ma noi siamo convinti che andranno a migliorare la viabilità della città e andranno soprattutto a far sì che ci siano migliori servizi o quantomeno più servizi di mobilità ai cittadini. A proposito di mobilità e Vinitaly, a TV oltre 135 passeggeri sui bus navette. In tutto sono state 3.459 le corse effettuate dalle navette. Da lunedì a mercoledì i bus dai parcheggi stadio genovese hanno registrato il maggior numero di utenti. Questa sera qui su Radio Adige TV alle 21 la nuova puntata di Giovedì con le interviste ai 2 sindaci del territorio, Fausto Rossignoli, sindaco di Negrar di Valpolicella, e a seguire Fabrizio Bertolaso, sindaco di Sommacampagna. Politica PNRR, CISL Verona accusa il comune, non rispetta il protocollo. Il sindacato denuncia la mancata attivazione del tavolo di confronto previsto nel 2022 per monitorare gli investimenti e valutare l'impatto economico e sociale dei progetti. Il comune di Verona. Biennale, Borchi alla Commissione Europea, non siamo in Unione Sovietica. L'europarlamentare della Lega veronese commenta la decisione dell'Agenzia per l'istruzione e la ricerca di minacciare la sospensione dei fondi alla Biennale d'Arte di Venezia.
Vestena Nova, il sindaco Presa, cresce l'interesse verso la montagna, un segnale positivo. Trovate l'intervista qui sui nostri canali. E sempre dalla provincia arriva dalla regione una somma di quasi 8 milioni per la bonifica dell'ex cava di Isola Rizza. La regione Veneto avvia la fase finale della bonifica dei siti orfani a Isola Rizza, oltre appunto 7 milioni e mezzo per risanare l'ex cava Bastiello e restituire sicurezza al territorio. Andiamo alle pagine dell'economia. Giornata del Made in Italy, Confartigianato Verona, artigiani al limite. Il presidente Davis Zenari lancia l'allarme sui costi, gas e luce volano, molti lavorano in perdita, a rischio un sistema da 4.000 imprese e 15.000 addetti nel veronese. Medio Oriente, ANCE commenta subito la deroga del patto di stabilità, questa è la richiesta. Il presidente Carlo Trestini sostiene la richiesta del governo alla Commissione europea, a rischio cantiere PNRR per il blocco di Hormuz e l'emergenza energetica. Banca Veronese utile a 13 milioni, 18 aprile assemblea dei soci in fiera. BCC Valpolicella Benaco utile a 8,4 milioni, assemblea il 24 aprile. Sport, Chievo un delitto perfetto, il libro in Sala Bortolazzi al Chievo. Sabato 18 aprile Fabiana Dalla Valle e Raffaele Tomelleri presentano il volume sulla verità di Luca Campedelli. Presente all'evento anche l'ex presidente del club. Spettacoli, Serena Brancale porta Sacro Tour al Teatro Romano di Verona. L'appuntamento è per il 7 settembre con uno spettacolo fra jazz, soul e groove. E ancora al Teatro Nuovo arriva il balletto del Don Chisciotte venerdì 17 aprile, domani sera alle 20, e i consigli su cosa fare a Verona provincia appunto domani. Come sempre li trovate anche sul settimanale Verona Eventi che è uscito ieri insieme al Daily e potete iscrivervi anche qui gratuitamente. Si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Daily, vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.